Buonasera a tutte e tutti, benvenuti alla libreria Italy Post. Vi invito ad accomodarvi e saluto anche, mentre il pubblico si accomoda, saluto chi è collegato da casa e ci sta seguendo in streaming. In particolar modo vorrei salutare Henry Sanderson, che è il nostro autore del libro appunto che presentiamo questa sera, il prezzo della sostenibilità, vincitori e vinti nella corsa globale all'auto elettrica. Hi Henry, can you hear us? Ciao. So the people here in the audience would like to welcome you to Padova, although remotely. And as I told you already, the event will be split in two. The first part will be with you, and then we'll get off with the discussants here. Okay. Thank you. So I'll be briefly speaking about your book in Italian, then I'll get back to you. Okay. Thank you. Benissimo. Allora, l'evento, come dicevo, al nostro autore si svolgerà in due parti. La prima parte sarà in lingua inglese, una ventina di minuti, parleremo direttamente con l'autore che è in collegamento da Londra, e dopodiché saluteremo l'autore e daremo la parola ai nostri due discussant, come si dice in inglese, che vi presento. Stefano Fracasso qui alla mia sinistra, e all'estrema sinistra invece Antonio Galgaro. Buonasera, benvenuti intanto. Allora, prima domanda che faccio al pubblico: quanti di voi parlano inglese o capiscono inglese, altrimenti traduco? Quasi tutti, va bene. Allora possiamo, se comunque c'è qualcosa che non riuscite a capire, basta che alziate la mano e tranquillamente vi posso io fare una sintesi senza alcuna difficoltà. Allora, questo libro, Il prezzo della sostenibilità, è stato presentato qualche settimana fa, poco meno di un mese fa, alla Green Week, il nostro festival della Green Economy di Parma, ed è un libro che racconta di una rivoluzione che stiamo tutti vivendo, la rivoluzione appunto dell'auto elettrica. Ne racconta però in una chiave un po' diversa, non necessariamente critica, ma ponendo l'attenzione su quelli che sono appunto i vincitori e i vinti nella corsa globale dell'auto elettrica. Con il nostro autore Henry Sanderson, appunto, questa sera faremo un viaggio molto veloce attorno al mondo per scoprire la catena di fornitura dell'auto elettrica, perché il problema fondamentale è proprio quello, come ci spiegherà. Non è tanto l'impatto che l'auto elettrica ha nel momento in cui, diciamo così, giriamo la chiave e la macchina inizia a muoversi, ma il vero problema è tutto quello che c'è stato prima, cioè come si è arrivati a produrre le batterie che muovono le auto elettriche. Il discorso di Henry Sanderson quindi è un discorso che non si focalizza solo ed esclusivamente sull'auto elettrica, perché proviamo ad immaginare quante batterie abbiamo in casa. La batteria dello spazzolino elettrico, la batteria del computer, la batteria del cellulare, qualsiasi cosa dell'aspirapolvere che gira per casa, autonoma. Siamo circondati di batterie, quindi il discorso, il racconto e le problematiche che emergono dall'indagine, dal reportage di Henry Sanderson riguardano tutte le batterie che ci circondano, fondamentalmente. Allora, da adesso passiamo a parlare appunto in inglese. In qualsiasi momento, ovviamente, siamo qua sia per chiarire, sia per fare eventualmente domande al nostro autore. So, Henry, can you hear me now? I can, yeah, thank you. All right, so welcome again. So the first question I have for you regarding Volt Rush, the Italian title is Il prezzo della sostenibilità, as you well know, is that you start off by describing the so-called battery age. Can you tell us a little bit more about the battery age? When did it start? What are the challenges and the opportunities that we are all facing in this new era that we are all living in? Yeah, so I think it's a good question. I think, as we transition away from fossil fuels towards clean energy, it's a very challenging transition, and it's going to take time and a lot of investment. But batteries are really key, because when you talk about transport and solving emissions from transport,
we need electric vehicles at a big scale, right? Not just a few people in the city, but big scale across the world. And we also need batteries to help integrate renewable energy, wind and solar, so they can better integrate with electricity grids. So the reality behind this transition is we need a lot of investment and a lot of physical investment. And batteries are produced in what's now called gigafactories. And I think the battery age, really started, probably about 5 years ago. But Tesla built a gigafactory in Nevada, which at the time was going to produce more batteries than currently produced in the entire world. But since then, we've seen lots and lots of investment, especially in China. And today, there's over 300 battery gigafactories being planned across the world, most of them in China. But it's really become a critical issue for governments who want to be part of this clean energy economy, whether they can also produce batteries, be part of the supply chain. So we've seen, French President Macron, we've seen in the UK efforts, we've seen in the US and Canada, and everyone is really trying to attract this investment because they want to be part of the clean energy economy, which is going to be one of the most durable sectors of this century, or at least of the next couple of decades. So yeah, that's why I think we've entered this battery age, because we're talking about electrifying as much as we can. And batteries are key because electricity, being stored is incredibly useful. So that's why I use that phrase. So in Volt Rush, in your book, you take us on a journey around the world, and you already mentioned two of the main characters of your journey. One is Tesla. Everybody knows, we all know about Elon Musk. And on the other side, we have China. Yeah. And China is somehow an untold main character in this story. Can you tell us a little bit more about both Elon Musk and China, mostly? Yeah, it's an interesting combination because much like Apple and China, Tesla is actually quite reliant on China. Tesla, I mentioned their first gigafactory in Nevada. It was actually Panasonic that was making the batteries. But China is now the world's largest battery producer. And one company in particular I talk about, CATL, which is the biggest Chinese and the biggest global battery producer, is a key supplier to Tesla. And there are also a number of Chinese companies in the supply chain, producing materials or minerals that supply Tesla. And of course, when Tesla opened its Shanghai Gigafactory, this was the first time a foreign automaker could own the whole business in China. They didn't have to do a joint venture. Part of the condition for that was using the Chinese supply chain and boosting the Chinese supply chain. So we have a situation at the moment where, yes, Tesla has started to make its own batteries. It's started to vertically integrate, but it's still very reliant on Chinese suppliers for a whole host of things. So if you look at the political rhetoric about decoupling, or what's now been called de-risking, it's very, very hard in reality to reduce reliance on China. Yes, slowly we can, but not overnight, that's for certain. And one thing that we get to know about when we read your book is that basically China is exerting its superpower on most of the world, basically, and most of the resources that we need to build the batteries, from Australia, the Congo, Chile, Yes. Indonesia. Can you briefly, of course, take us on a tour of the resources that we need and where they're located, and how China is basically influencing global geopolitics? I mean, China is just a voracious consumer of commodities and a producer of commodity-intense goods. And in a lot of ways, the West has been completely deindustrialized. We've lost a lot of industry to China.
So when we look at clean energy, China has also invested a lot in overseas mines to feed its huge industry inside China. Everything that goes into a battery, right? Like lithium, nickel, cobalt, and then it's also a big producer of minerals like graphite and rare earths, right? In rare earths, which are used in electric motors, China not only mines, most of the rare earths, it processes most of them and it produces the magnets that go in the motors. So there's some supply chains when China has complete dominance, and there are others where it's invested in heavily in mines overseas. And what we've really seen is Chinese companies just be incredibly active in Argentina, across Africa, even in Australia, in securing and investing in mining projects. And in a sense, many of the Western mining companies, the big mining companies, have been much slower in terms of investing in these resources. So, part of it is necessity. China is reliant on imports of minerals, like it's reliant on imports of oil and gas. So it has to keep securing the minerals it needs in an increasingly hostile world or uncertain world. So that's what's driven it. But they've also had the foresight to see that clean energy is coming, electric vehicles are coming, and to secure and build these supply chains. So it's just a huge problem for the West, and a really difficult issue, which is how to not completely rely on China the way Europe relied on Russia for gas. And as I'm sure you all know, during COVID, every time I looked at my COVID test or any equipment, it was always made in China, right? And we saw the vulnerability of that supply chain. So these are some of the issues going on. What's the role of Europe in all this race to go green? Because from what you write, we get that Europe is basically 20 years backwards in the race to go green. Not only Europe, but also the Western world somehow, and we're trying to catch up now. That's right. So I talked a bit about all the minerals that the batteries need: lithium, nickel, cobalt. As I said, Chinese companies have been the most active in investing in those. So if you look at Europe, it's a very important market, right? It's a big electric vehicle market. It's a big clean energy market, and the political will, following the Russian invasion of Ukraine, following Europe's efforts to deal with the gas situation, I think has accelerated the drive towards clean energy in Europe, towards renewable energy in Europe. The will is there, political will is there, and I think most consumers also are keen to have electric vehicles. But the issue is, so Europe's got a great opportunity, great market, but the issue is that the speed at which we need to go and that needs to happen, and also the cost is very important. That if Europe's to build its own supply chain, it might be higher cost, and it also might take longer. So I think the important strategy for Europe is to try and diversify from China, and yes, support domestic companies, domestic industries. It needs to be supported and subsidized, but also Chinese companies can come into Europe, invest in projects. We can learn from their skills and expertise. So I think it has to be a balancing act where we don't want to delay the energy transition because we're going to cut off China tomorrow, but we have to, yes, develop and subsidize homegrown industries. The whole Western world now is engaging in industrial policy and clean energy subsidies. There are obviously risks with this, right? There can be failures and inefficiencies, but we have to stay the course. We have to really keep pursuing this path that we've started on to ensure that we can compete with China, because the biggest issue for Europe is Chinese companies coming into Europe to invest or supplying Europe with cheaper products, with more cost-efficient products, and it's very, very hard to compete with China on cost. So I think Europe has huge opportunities in sustainability, right? Making products that are more sustainable, more transparent, but we have to make sure the automakers, the consumers are willing to pay
perhaps more for more sustainable products. So again, we may need government and EU support on that. We're going to the final part of the discussion with you. Yes. But before leaving, I wanted to ask you, the second half of the book gets a little bit optimistic Yes. in the description of the battery age we're living in, and mainly you focus on how we should change the overall approach. You talk about recycling batteries. You talk about reusing batteries. What do we need in order to achieve this kind of new approach? Yes. So this is the thing, right? Which is, unlike fossil fuels, the fossil fuel infrastructure we have at the moment is vast, it's massive, and we can't get rid of it overnight. But the advantage with a lot of clean energy is once we've built the products, the facilities, we can recycle them. And recycling can eventually lead to a more closed loop system where we don't have to mine so many new materials. But it takes some time to get there because we have this demand increasing and we need to fulfill that demand. So I think post 2030, 2035, we're going to see more and more recycled materials. But already we can recycle more of our e-waste, our electronic waste, and try to collect more of what we throw away or recycle. So that's important. And yeah, eventually we can move to more of a closed loop case. And I think we've seen already in certain sectors that recycling plays an important role. If you think of aluminium beer cans, a lot of those are recycled. If you think of lead acid batteries in your petrol vehicles, to start the vehicle, a lot of those are recycled as well. So we need to build out the infrastructure for collection and recycling so that eventually we can recycle more of these batteries. But it's already happening, where we're seeing lots of investments, lots of tie-ups in the supply chain between recycling companies and battery producers and automakers, so that they can recycle more of what they produce. It just makes sense. But it's no license to be wasteful. It takes energy to recycle, right? It's not 100% efficient. So we also need to think about products lasting longer and perhaps having second lives or even third lives after that as well. So yeah, I think it's definitely, we can move towards a more of a closed loop system with clean energy in a way that fossil fuels, burning things, you can't. So that is the advantages. There are other disadvantages of clean energy compared to fossil fuel, but one of the advantages, is the recycling aspect. But do you think, we have a question from the audience now, do you think there might be a risk for like a bottleneck in terms of because the transition to EVs is being quite rapid? Yes. So do you think we are moving towards like a bottleneck situation? Yes, I think it's interesting because when you look at graphs of forecast EV sales or EV demand, they're always very nice and smooth. And I just don't think it might not work like that. I think it's going to be not so linear as that, right? So we are going to see bottlenecks emerge, sales go down and up, especially in China. Also charging infrastructure. Once EV sales get to a certain percent of sales, we need to improve charging infrastructure. That I think is already becoming a bottleneck in the UK where I am. So that needs to get a lot better. But also we see supply chains becoming increasingly fragile in this world, and that can be impacts of climate change on supply chains. China's already set to have a drought this summer. Last time that happened last summer, it impacted the supply chain. So we are seeing increasing vulnerabilities in supply chain, and then the geopolitical tensions, obviously, on top of that, where you have the US and China now restricting exports, etc., of certain products. So I do think there are going to be quite a few bottlenecks on the way, and raw materials could also be a bottleneck, right? Where we're seeing this sudden demand for lithium. It's going to quadruple in demand by the end of the decade.
yet we probably need almost 100 new lithium mines to meet demand by 2035. So we need a lot of investment, and if it isn't there, prices go up, batteries get more expensive, and we could see slowdown in demand. There's also a big risk of, yes, we want to localize these supply chains, but as I said before, what's the cost, right? Are we willing to bear the cost of that? And that also could delay EV sales if automakers just can't get EVs cheap enough, right? So that's also a risk. And the cost does need to come down. That's also a bottleneck, because EVs are too expensive, so they need to come down for big markets like India as well. That's critically important. So I definitely don't think it'll be a smooth ride. But then again, I do think the momentum's quite unstoppable, right? I don't think we're gonna go back in the other direction. I think we're quite firmly on this path, but now we need to just work out how to build out the whole infrastructure that we need and the supply chains that we need. I only have one final comment, because we've been reading on the news in the last few days that China is moving towards a sodium-based battery. Yes. You do not talk about sodium in the book, but what's coming up? Yeah, so what I would say is it's a very exciting time, because sodium, so when we think about decarbonizing the entire planet, right, we need something that works at a massive scale. So we want something that's completely abundant. And sodium's interesting because it's cheap and abundant. So sodium-ion batteries are really taking off at the moment in China and elsewhere. And that's especially for energy storage, where you don't need such powerful batteries. You just need cheap, long-lasting batteries that can help absorb renewable energy. The big question for sodium ion is, can it be used in electric vehicles, and what sort of electric vehicles? I do think perhaps lower range, cheaper EVs for some inner city uses in China or India could use sodium ion. So it's an example of innovation really being commercialized very quickly, and it will relieve some of the tension on the raw materials that we've talked about, the lithium, nickel, cobalt that I mentioned. It will help ease some of the tension, so it should be a smoother path. But if you think about it, we probably need lots of different technologies to help us decarbonize, but we need to make sure they can scale up and they can be cost effective. So that's happening with sodium now. I think it's going to be fascinating to see how that happens. And yes, that is a really interesting technology. All right. So thank you very much, Henry, for your time. I know that you have to leave us, but Thank you very much. looking forward to. I know that you're coming back to Italy in Yes. September for Trieste Next, our science research festival. So we'll have more time to discuss about the topics. So thank you again, and Thank please, you. I hope you can hear the applause from the room. Thank you very much. It's been a Thank real you. pleasure. Good one. Thank you. Ciao. Allora, ritorniamo a parlare in italiano. Siamo stati 25 minuti, qualche minuto in più rispetto a quello che avevo detto, però sono emersi tantissimi dei temi che questo libro affronta. Allora io darei subito la parola per un commento a Stefano Fracasso, che ringrazio per due motivi, sia per essere qui stasera, sia perché sei tu ad averci fatto venire l'idea di pubblicare in italiano e di curare la traduzione italiana di questo libro. Allora, un commento al libro e a quello che abbiamo detto questa sera. Beh, al libro, a quello che mi risulta, in italiano non c'è nulla di paragonabile come indagine proprio all'anglosassone su questa rivoluzione tecnologica in corso, che riguarda appunto l'era delle batterie, o comunque a un certo punto il libro dice c'è stata l'età del bronzo, del ferro, del carbone, del petrolio, adesso arriva l'età del litio, nel senso che è un'indagine a tutto campo, dalle questioni geopolitiche, quindi dove sono localizzate le risorse, ma chi poi la raffinazione,
E anche, ma qui si vede dalla formazione, perché lui era un giornalista del Financial Times che seguiva il mercato delle materie prime, quindi chi sono i grandi player delle materie prime e poi della trasformazione della manifattura delle batterie. Poi ci sono i temi ambientali, ci sono i temi sociali, ci sono delle figure di innovazione, insomma, di Tesla si sa, ma di altre si sa molto poco, per esempio di questa CATL, che è il più grande produttore al mondo di batterie cinese, è un impero di cui insomma sappiamo nulla, eppure è uno dei grandi. Insomma, il libro è tra l'altro anche godibile, si legge molto bene. Quello che mi ha colpito quando l'ho letto, insomma, nell'edizione inglese era che credo che nel nostro paese non ci sia consapevolezza di questa trasformazione in corso, se non per aspetti molto. Cioè, ecco, ogni tanto esce la questione del Congo, dove si estrae il cobalto, che ovviamente è un problema, ma è solo un pezzettino di tutto, ma insomma, non c'è consapevolezza di quello che sta succedendo e ahimè anche il dibattito politico è in gran parte arretrato, ci siamo attardati sulla questione del bando alle auto a combustione per vedere se eravamo per i biocombustibili o per gli e-fuels, cioè cose che, insomma, e questo è il primo aspetto. Il secondo è che l'Italia, infatti, il mercato italiano, i cittadini italiani sono particolarmente, come dire, restii a la quota di vendita di auto elettriche è tra le più basse dei paesi europei, anche per una questione di costo-reddito, evidentemente, ma poi c'è questa ansia del ma quanti chilometri posso fare? Nonostante negli ultimi 3 anni le colonnine siano aumentate, credo più del doppio. Poi c'è un tema di un paese che ha un tasso di motorizzazione privato tra i più alti d'Europa, quindi è un mercato anche difficile e secondo me c'è anche una questione politica e culturale che va affrontata e questo libro spero aiuti. Tema dell'occupazione legata alla filiera dell'automotive. Ora, al netto del fatto che ereditiamo, ahimè, da Marchionne una Fiat barra Stellantis tra le più arretrate nella corsa all'elettrico, anche qui circolano cose insomma agitate ad arte, quando l'osservatorio sull'automotive, che tra l'altro è guidato qua dall'Università Ca' Fossi di Venezia, ma ha sede a Torino, ha fatto delle analisi sull'impatto di questa trasformazione che non sono così terrificanti come, anzi più della metà delle aziende legate a questa filiera sono già agganciate a questa trasformazione. Insomma, ci sono tanti temi che vale la pena di mettere in campo e rispetto ai quali io mi auguro, insomma, questo libro possa aiutare il dibattito non solo politico ma anche economico, anche di investimenti e di come si può restare agganciati. Allora, la Cina è in fuga, è già andata, è già andata, no? Ma bisogna anche dirci che è partita 20 anni fa, ecco qui. Allora, non possiamo fargli una colpa perché è partita 20 anni fa, se c'è per caso mai ci chiediamo come mai non siamo partiti. Queste sono un po' le questioni del libro, che sono anche le grandi questioni poi che anche noi come cittadini, insomma, adesso uno deve cambiare l'auto, si fa la domanda, ma elettrica o no? Mi conviene? Quanto costa? Insomma, poi ci sarebbe tutto da discutere, costa sul ciclo di vita o costa quando l'acquisto? Insomma, io però mi sono abbastanza convinto in questi ultimi mesi, leggendo un po' di cose, soprattutto del mercato, cioè diciamo di provenienza anglosassone, che il ritmo della transizione la velocità sarà più veloce di quanto ci aspettiamo. Per diversi motivi, primo fra tutto perché il costo delle batterie negli ultimi 10 anni è crollato,
E faccio un po' questo esempio. Mi ricordo quando uscì il primo Motorola portatile, pesava credo 1,5 kg e costava boh, $5.000 e quasi io sicuramente ho detto una roba qua non la comprerò mai, ma infatti non era, insomma, solo chi poteva, aveva un portafoglio, poteva prendere un Motorola di quel tipo. E però nel giro di 10 anni, adesso non ce l'ho qui, ma vabbè, questo qui e questo qua, insomma, sono entrati prepotentemente. Ecco, in termini di chi sta studiando le rivoluzioni tecnologiche sta descrivendo quella delle batterie dell'auto elettrica, così come quella dell'energia solare, con la stessa dinamica della penetrazione del cellulare o del computer. Quindi io sono convinto che sarà più rapida. Peraltro, appunto, come si legge nel libro, la fuga dell'Asia, della Cina, ma prima del Giappone, del Taiwan, è iniziata negli anni '80, quando sono iniziati a girare i Walkman per ascoltare la musica, poi hanno avuto il boom, cioè 20 anni fa corrispondono al boom dell'iPod, dell'iPhone poi e dei telefoni cellulari che ponevano la necessità di avere una batteria che durasse un po' di più. Poi torniamo da te Stefano per parlare del tema del riciclo e del riutilizzo e di come possiamo promuovere una cultura in questo senso. Però abbiamo qui l'opportunità, insomma, con il professor Galgaro o Galgaro? No, mi dica quella giusto che è così. Galgaro, ok. Abbiamo qui l'opportunità con il professor Galgaro di capire un po' di più. Appunto, il professore si occupa di energia e sostenibilità all'Università di Padova, ma soprattutto di geotermia. E quindi questo collegamento tra, abbiamo sentito parlare di risorse naturali, le famose terre rare, e come queste siano protagoniste di questa rivoluzione che stiamo vivendo. I minerali, con i metalli soprattutto. E quindi siamo passati un po', diciamo, nelle varie epoche della vita dell'uomo a questo, diciamo, legame molto forte. E siamo passati infatti all'era del litio, chiamiamola così. Una precisazione sulla questione di transizione. Il collega Lorenzoni la chiama svolta, perché la transizione è una cosa che si produce, un cambiamento molto lento, diciamo, in qualche modo, progressivo. Qui la svolta bisogna decidere, o giro o continuo la strada. E quindi effettivamente i tempi non sono quelli da transizione ma da svolta, cioè devo decidere cosa fare. E per quello che riguarda l'aspetto legato ai minerali, che è un po' competenza, diciamo, del sottosuolo, effettivamente è un problema che va visto in tutti i punti di vista, sia nella ricerca di questi minerali, sia anche nella modalità con cui vengono estratti. E quindi anche la sostenibilità nella filiera va vista proprio anche dall'inizio, cioè da dove parte, diciamo, il materiale che poi, con cui poi si realizzano poi le batterie. E dal punto di vista geotermico, che è diciamo, la mia competenza di ricerca, in effetti si sta cercando adesso dai fluidi geotermici che vengono estratti dal sottosuolo per produrre energia elettrica e termica, di anche ricavare metalli come ad esempio il litio. Il litio è uno degli elementi in cui è più ricca molto spesso questa materia fluida che viene estratta dal sottosuolo, quindi oltre a produrre energia si cerca anche di recuperare minerali utili per la produzione di altri oggetti. E quindi questa è un'opzione. L'altra opzione, forse è già nota, è quella dei minerali che sono contenuti nei fondali degli oceani. Nei fondali degli oceani, in particolare dell'Oceano Atlantico, ma anche in quello Pacifico, a profondità dai 4-5 mila metri, si formano dei globi, piccoli globi, che costituiscono diciamo, un agglomerato di metalli molto interessanti per quello che riguarda l'utilizzo dell'uomo. E tra questi c'è appunto il cobalto, c'è il manganese e tanti altri elementi utili. Il problema è ovviamente cercare di utilizzarli e recuperarli al meglio senza distruggere i fondali che comunque sono un ambiente, almeno per adesso, diciamo, preservato allo stato naturale. Riguardano poi anche i grandi laghi, i grandi ex laghi che poi sono stati prosciugati, che interessano poi tutta l'America meridionale, in particolare ai confini tra Bolivia, Cile e Argentina. Sono dei laghi
splendidi, ma diciamo, vengono chiamati laghi, in realtà sono delle distese gigantesche di sali che sono cristallizzati, in gran parte di litio, che erano utilizzati all'epoca, fino a qualche anno fa, come mattoni da costruzione, e adesso stanno diventando una materia preziosa, e quindi anche lì è un ambiente che era allo stato completamente naturale, adesso sta diventando una miniera, e la miniera comporta molti problemi se non viene gestita in modo diciamo, razionale e in modo sostenibile. Ma allora abbiamo citato il tema appunto dei fondali marini, perché appunto i protagonisti di questa di questa corsa ai minerali, un po' proprio la corsa all'oro, il titolo inglese fa riferimento alla corsa all'oro dell'America, no? Del Far West. Questa corsa ai minerali che servono per fare le batterie appunto in Cile, in Australia, Africa e Centrale. Congo, con una serie di racconti che dal punto di vista umano sono raccapriccianti, bambini che scavano e cose di questo tipo. E poi si arriva appunto a parlare dei fondali marini. Parlava appunto di una qualche forma di preservazione. Adesso come funziona? Cioè un paese può andare a scavare o ci sono dei regolamenti che bloccano Allora, per quello che riguarda l'estrazione? ovviamente a livello di Stato, ovviamente è lo Stato che gestisce le risorse, proprie risorse, quindi dà possibilità di estrarre a chi ovviamente si presenta, ovviamente dà delle garanzie anche, ecco, anche se in realtà poi non vengono spesso mantenute. Per quello che riguarda invece i fondali marini, il problema è che riguarda acque internazionali, e quindi come tali non c'è una proprietà o comunque un'appartenenza ad uno Stato, e quindi è un Far West, se la stessa parola, per tornare un po' alla corsa all'oro, e quindi anche qui urge quantomeno una normativa internazionale che disciplini anche questi aspetti. Ma una domanda che continuo con lei, dopo torniamo a te Stefano. In Europa questi minerali proprio non ci sono, questi metalli. Pochissimi, gli unici che si possono ricavare, dicevo, sono proprio da questi fluidi profondi che durante la loro fase di riscaldamento sono in grado di accogliere all'interno della parte liquida dei minerali che sciolgono dalle rocce, alcune rocce che non hanno grandi contenuti in termini di diciamo, volumetria e peso, no? E concentrazione, però se accumulati in questi fluidi possono avere anche dei tenori, si chiamano, cioè delle concentrazioni importanti e economicamente sfruttabili. Quindi si cerca di incrementare anche diciamo, l'approccio alla geotermia, non solo per l'energia che può produrre direttamente, ma per tutti i minerali che un tempo erano scarto e adesso diventano risorse. Appunto il caso ad esempio della Cornovaglia, ma quindi questi tentativi che stanno portando avanti in Svezia per costruire la batteria Green Made in Europe sono plausibili? Adesso io ho delle nozioni diciamo, non proprio diciamo, specialistiche, però effettivamente c'è le pile alle batterie al sodio, batterie a magnesio, quindi minerali che sono molto più diciamo, frequenti, più diffusi a livello mondiale, quindi oltre che alla possibilità di essere riciclati in modo più facile e meno inquinanti rispetto agli altri se dispersi nell'ambiente. E quindi si sta cercando anche delle alternative, oltre che diciamo, la possibilità di utilizzare altre forme di sorgente dei minerali già noti. E anche in Italia ne abbiamo un esempio, nel Lazio c'è un vecchio pozzo ex Agip, diciamo, che ha dei tenori elevatissimi di litio, e quindi si sta cercando di riattivare il progetto geotermico per poi riuscire a ricavare anche questo minerale durante le fasi di estrazione e poi in parte reiniezione, però estraendo i minerali utili. Perfetto. Andiamo da Stefano, così facciamo riposare Antonio Gargano. Allora, dicevamo prima che anche uno dei temi che emergono dal libro è proprio quello di un cambio culturale fondamentalmente, perché i metalli che sono contenuti all'interno delle batterie non si esauriscono come invece i combustibili fossili, e quindi teoricamente la batteria che io compro nella macchina di oggi potrebbe addirittura durare più della mia stessa esistenza, teoricamente. Però l'autore racconta che c'è una necessità proprio di cambio culturale, perché io mai comprerei una macchina con una batteria usata. Io mai deciderei di comprare una macchina sapendo che quella macchina ha una durata di
100 chilometri, perché solitamente io non uso mai la macchina per più di 5 chilometri, quindi teoricamente potrebbe essere sufficiente. Cosa dobbiamo fare per cambiare la rotta? Beh, è un po' come pochi di noi acquistano un cellulare ricondizionato o un computer ricondizionato, no? Preferiamo cambiarlo, anche se non lo cambiamo ogni mese, voglio dire, no? Insomma, quindi sono beni che hanno una certa durata, fortunatamente. Allora, le case automobilistiche, le più importanti case automobilistiche, in particolare le tedesche, ma non solo le tedesche, si stanno già attrezzando per ritirare le batterie delle loro auto e o ricondizionarle anche per usi non per le auto, cioè per farle diventare batterie stazionarie di fatto, cioè che stanno ferme insomma, o per recuperare i componenti. Teniamo conto che in questo momento non esiste un mercato delle batterie esauste, perché almeno non esiste in Europa, perché le auto elettriche circolano da pochi anni e quindi non siamo ancora di fronte al fatto che arrivano. Tuttavia, Tesla, che oltre ad aver rivoluzionato il sistema auto nel mondo, perché di fatto l'ha rivoluzionato, da Tesla sono gemmate alcune aziende interessanti. Una è fondata dall'ingegnere che era insomma il capo progetto di Tesla e che ha fondato la Redwood Materials, che è un'azienda che recupera e ricicla batterie, e l'altra è questa Northvolt, che ha sede in Svezia, Sì. dove peraltro c'è un italiano, Paolo Ceruti, anche lui proviene da Tesla, e anche questa è un'azienda secondo me da tenere d'occhio, perché tra i suoi obiettivi c'è quello non solo di produrre le batterie, no? Quindi a gigafatti, ma anche quello di riciclare. E in mezzo a tutto questo ci sono le politiche dei governi, o nel caso nostro dell'Unione Europea. Nel caso dell'Unione Europea, con un'accelerazione fortissima negli ultimi, direi, 12 mesi, perché l'Europa si è resa conto che non ha una filiera delle batterie all'altezza, quindi prima ha finanziato la Battery Alliance, cioè questa alleanza di aziende europee, italiane, venete, se volete, Midac, che si vede lungo l'autostrada tra Montebello e Verona, è entrata in questa alliance, e quindi c'è tutto lo sviluppo delle batterie. E la direttiva che prevede le soglie di recupero dei componenti delle batterie progressiva, vabbè, insomma si parte dal 35%, si va progressivamente più in su, e abbiamo poi questo fenomeno che le grandi società, Tesla è una, ma CATL è un'altra, eccetera, vengono e localizzano fabbriche gigafactory in Europa. Tesla, come sapete, ne ha fatta una in Germania, adesso sta guardando l'Ungheria. Ecco, uno dei problemi dell'Italia è che non sta attirando questi investimenti, per esempio, e questo è un problema. La traduco così comunque per l'Europa. Le politiche climatiche a oggi sono a tutti gli effetti delle politiche industriali. Cioè, se tu fai una politica industriale, riesci anche a fare una politica climatica, cioè a decarbonizzare. Se non la fai, è più difficile. Nell'altra parte dell'oceano c'è questa AIRA, che ha un nome, insomma, perché no, Inflation Reduction Act sembra una cosa, per ridurre l'inflazione, in realtà è un grandissimo piano di investimenti
sulla transizione o sulla svolta, come dice Lorenzoni. E, per esempio, lì è previsto che per avere come si chiama, il bonus per acquistare l'auto elettrica negli Stati Uniti, quell'auto deve avere una percentuale di componenti realizzati negli Stati Uniti superiore a seconda del componente. Quindi anche quella è in realtà un grande intervento di politica industriale, tal che cinesi in parte, perché poi c'è un problema di rapporti Stati Uniti-Cina, ma non ultima Volkswagen sta per insomma, partire con la realizzazione di una Gigafactory negli Stati Uniti, perché vuole vendere le sue auto, e le sue auto per venderle elettriche là devono avere i componenti fatti negli Stati Uniti. Ecco, quindi c'è la questione del riciclo che è, come dire, alle prime, ma c'è soprattutto un tema di grandi investimenti sulla realizzazione delle batterie. In buona parte di questi investimenti è previsto anche il recupero e riuso. Cioè molte di queste imprese, le grandi imprese automobilistiche, sono già nell'ottica dell'economia circolare, cioè produco l'auto e poi alla fine della vita di quell'auto sono in grado di riprendermi gli elementi. Nel libro, insomma, Sanderson racconta di questo e soprattutto sono spaventose le cifre di questi investimenti. Sono veramente spaventose perché sono dell'ordine di miliardi di dollari e che si stanno muovendo, insomma, in giro per il mondo. Non in tutto il mondo, ecco. Però diciamo, tra Asia, Stati Uniti e Europa certamente c'è una corsa per cercare anche con questi provvedimenti di non perdere il treno. Ecco, poi invece ci sono aree, ahimè, l'Africa che al momento è più che altro terra di conquista, il Sud America è terra di litio. Il primo ministro del Cile ha annunciato qualche settimana fa che vuole nazionalizzare le miniere, quantomeno quelle nuove. Che erano state privatizzate. Esattamente. Poi c'è l'Australia che in questo gioca un ruolo importante. Ecco, se devo dire l'ultima cosa, c'è la Russia che invece su questo non mi pare, se c'è un perdente di tutta questa trasformazione, direi che è la prima perdente della Russia, per tanti motivi, ovviamente. C'è un capitolo interessante da questo punto di vista per quando si arriva a parlare del nickel, perché negli stessi anni in cui, cioè, che poi si parla di mesi fa, insomma, in cui la Russia è stata messa alla porta dell'Europa per la questione del gas dopo l'invasione dell'Ucraina, in realtà pochi mesi dopo la Russia ha stretto una joint venture, un'azienda russa ha stretto una joint venture con la BASF tedesca per dare il nickel, quindi è rientrata dalla finestra praticamente. Quindi anche questo rende particolarmente interessante il libro perché ne dimostra proprio l'attualità, cioè arriva fino a pochi mesi fa fondamentalmente nel parlarne. Allora noi abbiamo di fatto 10 minuti ancora prima della conclusione di questo incontro di presentazione, quindi lascerei se il pubblico ha delle domande, siamo qui per rispondere. Intanto volevo chiedervi una riflessione, cioè i tempi, appunto, l'Unione Europea qualche settimana fa ha posto una data per la messa al bando dei veicoli a diesel e per dire la transizione deve avvenire entro questa data fondamentalmente. Quali sono le sfide sia tecnologiche dal punto di vista delle materie prime, quindi dall'inizio di questa catena di fornitura e da un punto di vista industriale che si pongono? Se vogliamo partire dalle origini, allora, le sfide sono quelle di cercare di rendersi indipendenti, quindi l'indipendenza ovviamente è funzione di quello che si ha in casa.
e quello che si ha in casa sono materie di altro genere, poco di quello che sono i minerali chiamati raw materials, sono ecco, minerali utili a un certo tipo di cose, che tra l'altro sono utili non solo per le batterie ma anche i pannelli fotovoltaici, quindi siamo tutti legati un po' a un rinnovamento dell'energia che è però sempre molto legata all'aspetto del reperimento delle materie prime. E quindi effettivamente il modo per poter sganciarsi un po' da questo meccanismo è quello di cercare delle soluzioni diciamo, che abbiamo in casa, e tra queste può esserci il sodio, può esserci il magnesio. Ne abbiamo tanto e vediamo se poi riusciamo ad arrivare al livello delle batterie al litio per quello che riguarda la capacità, la durata e tutto quello che insomma sono le caratteristiche che devono avere delle batterie in termini anche di peso, smaltimento, rinnovabilità e anche sostenibilità. Ma quindi è plausibile pensare ad un futuro in cui l'estrazione di questi metalli sia, non dico totalmente green, ma più green, perché appunto come diceva prima, per estrarre il litio, per estrarre il cobalto, il rame, c'è un impatto da un punto di vista proprio dell'utilizzo del carbone fondamentalmente notevole. È pensabile arrivare a una modalità, diciamo così, anche di estrazione dei metalli green? Beh, sicuramente per il sodio sì, perché l'acqua di mare è composta per la gran parte di cloro di sodio, quindi separare il sodio dal cloro è un'operazione abbastanza facile. Il cloro stesso può essere utilizzato per tantissimi altri prodotti e quindi questa può essere una soluzione percorribile. Dal punto di vista... c'è una domanda, prego. Le portiamo il microfono però. Oppala. No, chi ci segue in stream non sente. Grazie. Proprio a questo proposito mi chiedevo, allora anch'io ho visto dei filmati raccapriccianti sui ragazzini che scavano in Congo per trovare il litio, miniere di proprietà dei cinesi, eccetera. Insomma, ci sono tante cose nella filiera che ancora mi lasciano molto perplesso. Tant'è che ho ordinato una macchina un mese fa, ma l'ho ordinata a benzina, confesso, perché mi sto chiedendo appunto se sia una svolta che poi sarà in positivo o in negativo. E ho tanti dubbi al proposito. E mi chiedevo però se le case automobilistiche hanno già concepito il modo di dare, visto che sono loro alla fine gli acquirenti finali e comunque insomma sono acquirenti di un bel peso economico, se c'è la possibilità di dare una certificazione green appunto al prodotto finale, ma che chiaramente tenga conto un po' di tutta la filiera, perché questo secondo me appunto sarebbe già tranquillizzare un pochino certi acquirenti che come me insomma rimangono ancora parecchio dubbiosi sul tema. Grazie. Il cambio di rotta della Volkswagen, tra l'altro, sulla mobilità elettrica è arrivato subito dopo lo scandalo delle emissioni, esatto. Sì. Allora, sì, partiamo da questa vicenda del Congo, dove operano delle compagnie minerarie, vere e proprie compagnie minerarie, quindi di organizzazione industriale, e poi operano, non so, io li chiamo artigiani, nel senso che sono questi gruppi di persone che scavano e estraggono cobalto principalmente, che peraltro mi spiegavano è un minerale, come lo chiamano, tandem, mi pare, autostoppista, nel senso che si trova, cioè in realtà non nascono le miniere per il cobalto, nascono per il rame, nascono per... è un aggregato, ecco. E quindi, vabbè, e quelli poi vanno al mercato, diciamo, così informale, con questi sacchi, insomma, ci sono questi video, questi reportage, e quindi condizioni veramente estremamente, insomma, insane da tutti i punti di vista. Ecco. Allora, nel libro Sanderson racconta che c'è già stato qualche smottamento nelle grandi società, mi pare che faccia il caso proprio di Tesla e di Volkswagen, che sono estremamente attenti alla reputazione del marchio. Quindi temono che possa nascere un problema di reputazione legato al fatto che alcune componenti vengono estratti in quel modo.
e quindi c'è da parte, parlo di questi due casi perché quelli che Sanderson racconta, evidentemente dei cambi di rotta sulla tracciabilità dei materiali e anche su uno spostamento da diciamo, composizione chimica cobalto manganese litio cobalto manganese a batterie per esempio senza il cobalto, quindi come ferrofosfato, litio ferrofosfato, o addirittura le batterie al sodio. Quindi c'è da una parte il tentativo di certificare la filiera e dall'altra uno shift rispetto alle composizioni delle batterie. È una partita ancora aperta per quel che capisco, ma se i numeri sono quelli che vediamo, cioè per esempio il più grande mercato dell'auto elettrica oggi è la Cina, ma subito dopo c'è l'Europa e gli Stati Uniti. Allora, non credo che il mercato cinese sia molto sensibile all'aspetto che lei ha sollevato, ma certamente il mercato europeo e il mercato americano sono sensibili e quindi credo che questi costruttori faranno in modo di poterla certificare, quantomeno i grandi costruttori, perché poi le batterie non finiscono solo nelle auto, ci sono molte altre applicazioni dove sì, ecco, ci facciamo forse meno problemi di questi. Però è un tema molto rilevante, molto rilevante. Mi permetto di aggiungere su questo argomento che il famoso video che credo molti di noi hanno visto nasce da una denuncia che ha fatto Amnesty International e quindi c'è tutta una parte nel libro che racconta come in realtà dal report di Amnesty International ci sia stato una sorta di effetto boomerang perché diciamo così la consapevolezza da parte del mondo occidentale di cosa stava succedendo in Congo non è corrisposta a un cambiamento reale, cioè sono state poste delle misure di controllo appunto della catena di fornitura nei grandi colossi minerari, in particolar modo ce n'è uno che praticamente gestisce tutte le miniere del Congo e l'esclusione dal mercato dei famosi estrattori artigianali. Quindi di fatto quello che è stato fatto è di concentrare ancora di più il potere nelle mani di chi era già fondamentalmente monopolista con racconti di corruzione, legami con il governo democratico del Congo e così via, che appunto sono molto, diciamo così, particolari. C'era un'altra domanda qua. Grazie. La mia era una curiosità più di carattere sociologico sulla ricezione del libro in inglese, direi, visto che quello italiano è appena uscito. Visto che appunto qui è contenuta insomma una disamina critica della transizione energetica, mi viene da dire critica in modo positivo, naturalmente. Sappiamo anche però che la transizione energetica è una tematica molto polarizzata e si divide in insomma, chi ne parla fortemente a favore e chi ne parla anche fortemente contro. Allora mi chiedevo se appunto questa analisi critica della transizione è stata utilizzata magari per favorire anche una narrazione contro la transizione. Probabilmente la domanda la rivolgo a Stefano che appunto... Grazie. Beh, allora mi risultano due episodi. Uno, come dicevo, il Parlamento europeo sta esaminando la direttiva sui materiali minerali critici e quindi ci sono state delle audizioni fortemente critiche sulla transizione proprio sostenendo che ci sono dei risvolti ambientali, sociali e di dipendenza, in questo caso non dal Congo quanto dalla Cina, per cui secondo queste voci, insomma queste audizioni, bisognerebbe rallentare, frenare sostanzialmente.
la cosa si è ripetuta anche, credo, la settimana scorsa, no, senza credo, c'è stato un convegno in Senato. No, con il libro, non con il libro, ma dove ci sono state era organizzata insomma da un gruppo che insomma, diciamo di quelli più critici rispetto alla transizione, e dove hanno portato alcune di queste insomma, testimonianze, come diciamo, di questa informazione come elemento di contrasto, ecco, alle politiche di cambiamento, sui cambiamenti climatici, che poi sono politiche di decarbonizzazione e si portano dietro tutto questo. Quindi c'è questo. Dobbiamo tener conto che Sanderson adesso è, credo, il capo editor, giusto? Di questa società che si chiama Benchmark Intelligence, come si chiama? Sostanzialmente è una società che fa una sorta di Standard & Poor's dei minerali per la transizione, cioè quindi monitora i mercati, diciamo, le compagnie minerarie, i trasformatori, quindi ha un'ottica veramente di quelle passa ai raggi X, l'intero pianeta, insomma una visione. Per significare che la crescita comunque del mercato delle auto elettriche, ma in generale poi di tutti gli altri componenti, ha anche generato delle società che si occupano di fare analisi strategica su questi temi. Vuole aggiungere qualcosa lei? No, sì, in effetti i mercati sono fortemente legati poi a tutta quella che è l'attività, diciamo, e la ricerca dei minerali, e quindi anche il mondo geologico si sta spostando tantissimo, anche molti miei colleghi facevano tutt'altro, si sono spostati verso, diciamo, la ricerca di minerali utili, ecco. E quindi effettivamente, al di là della dipendenza dai minerali che abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere, come l'avevamo avuto per esempio per il sale era monopolizzato da tutti gli stati. E quindi effettivamente era un elemento per la conservazione, in quel caso degli alimenti, in questo caso invece dell'energia. E quindi effettivamente abbiamo avuto questo grande legame e cerchiamo sempre di staccarci, ma è un filare che ci tiene sempre attaccati a questa dipendenza. Cioè, tra l'altro nel libro poi andiamo veramente a concludere la figura di questo americano, amico di Steve Jobs, dai caratteri un po' così divertenti, perché appunto con un passato comunità hippie e quant'altro, che è protagonista di una serie di scoperte geologiche, e quindi i geologi escono in una nuova veste da questo libro, perché appunto racconta come sia praticamente impossibile, il sogno di ogni geologo, quello di scoprire una miniera che abbia un qualche valore, e questo personaggio americano ne ha scoperte 3 nella sua vita, diventando un miliardario, però rivoluzionando anche proprio il settore. Allora, a questo punto, scusatemi, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Appunto il percorso del prezzo della sostenibilità è iniziato da qualche giorno qua in Italia, e quindi speriamo che abbia la stessa fortuna che ha avuto nei paesi anglofoni, dove la ricezione è stata ottima. Vi invitiamo alla lettura e vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Grazie.